Said, capisci Hillary? Non posso sopportare di stare solo, Chino mi ha lasciato, Chino, signori, Chino con Chino, più Chino di Chino e sogno solo. Ciao Edoardo Augusto, ma che c'è? Ti è morta la tartaruga? No, mi posso la gatta? La gatta, mi dispiace, come si chiamava? Ciao paparella! Ciao, No, sono Edoardo così Augusto. perché qua ho un po' di allergia, non so se tu conosci questa... Sono i fiori di solito, il gelsomino, che ne so, che c'avete lì a Catania? Non mi dire le parole che finiscono con Ino, per cortesia! Perdonami, non l'ho fatto Per apposta. cortesia, che non mi rutta l'uovo, va bene? Senti, noi dovevamo venire, però abbiamo avuto un problema col jet privato, purtroppo, è slittato tutto. Stai a casa, pensa l'autobus. Lusso! Dice la macchina di lusso, non sa quale scegliere oggi. Ma come la macchina dello... Scusa, ciao Sì. paparetto! Ma la come palleccia. Scusa, ma tu non hai l'arresti? Come ti muovi? Eh no, sta venendo un assistente sociale. Ah? A cambiale, dice, vuole fare cambiale per un'altra macchina di lusso. Ah, vedi, è puntuale, anche con le Puntuali. cambiali. Ti Puntuale. rendi conto? No. Senti, ti dico la verità, stavolta il problema è mio, perché che è successo? Mi stava a mettere i tacchi, sono caduta su Cristiana Catino Dotti, che è caduto sulla Cristallera. Ci stavano tutte le bomboniere delle prozzie, si è rotta in 300.000 pezzi, ho spostato a Cristiana Catino Dotti per vedere che si era fatta la Cristallera. La Cristallera si è rotta, Cristiana Catino Dotti no. Quindi che ho fatto? Io ho presa a destra, io ho sbattuta nell'armadio, ho detto mettiamo mo, si rompe pure l'armadio, non si è rotto l'armadio, e l'armadio mo, non si è rotto e la Cristallera sì. Hai capito? Ma hai capito niente, però paparetto, occhio che ce n'è anche, ci stanno tremando gli amici, ce n'è magari per te, occhio che che fai, Fa così, comunque poi vediamo se riesco a aggiustare sta cosa, poi ti richiamo, perché oggi ho proprio la testa nella cristallera. Vai! L'ha aggiustata, la cristallera! Mi tagliai tutto. Ho sistemato tutto, vedi quanto è bravo, ma l'uomo mio lo vogliono tutti, hai capito? Ma io ho sentito mi tagliai tutto. No, non hai capito male, senti, ciao, ci sentiamo prossimamente. Ciao, Said, non chiudi, Said, voglio vedere che fanno, non chiudi. Io con te divento pazza! Chiudi, Said, chiudi. Madonna mia. Io pure io di essere io. Ma ora magari Ida mi sta cominciando a convincere che è Ida. Il naturale è quello che conta. Quanto mi si dia il traffico, ma poi c'è gente nervosa, ma rilassate, ma che ve ne fotte? Ci sono mariti che hanno accanto la moglie in fila sulla macchina che urlano, dicono parolacce, ma anche la moglie. Fai qualcosa, sei lì seduto in macchina, fai una carezza, mettigli una mano sul ginocchio, fai a che cosa, fallo rilassare, è troppo nervoso, ma ad andare una carmata, se ne va a casa. Ancora bloccati, non ci muoviamo più, ma dove stanno andando? Spirughiamone, tutti fermi. In questi casi io sono per la pena di morte, io sono per sbarazzare le strade, non lo so, facciamo espatriare, andate in vacanza, ve le pago io, ma andiamo a muovere, non si smuove nessuno, ormai siamo diventati una comunità. A proposito, questa comunità di bloccati hanno organizzato la grigliata in quarta fila. Ora ci vado, ormai siamo una famiglia di bloccati. Ma che sarà a casa? Wow! Come hai fatto a trovare questo posto? È pieno di stelle! D'altronde io sono Barbie polvere di stelle. L'hai fatto mica apposta. Se l'hai fatto ti perdono. Anzi, penso sia un gesto di profonda ammirazione, Kino. Senti, ma tu lo sai che le stelle sono ammassi di gas che bruciano a milioni di chilometri da qua? Non lo sai? Adesso lo sai. Comunque, veramente un bel posto. Tu sei un ragazzo molto delicato. Grazie per la serata, Mi è piaciuta molto soprattutto la posizione. Come avrei fatto a trovarti se non me l'avessi mandata su WhatsApp? Questo posto è bello, ma è pieno di zanzare,
Ah, vai, che ti crei questi problemi, ti crei questi tu problemi. non me le creare. Oh, buongiorno, che bello questo giovanotto biondino. Mammina, non è che siete casa, siete Sì, casa. sì. No, siete casa quando presento. Allora. Si chiama Iaffio. Iaffio, bel Sì. nome. Ma di mascolo proprio, di mascolo. No, vabbè. Ma come? Ma te che bello. Ma te che bello, poi biondo, spiccano d'occhi rizzi A te ti è piaciuto sempre bionda, vero Sempre, mamma? sempre, perché portano luce. Vero, vero. Ma poi... Che? Ah, sì. C'ave una ciumma. Ma, te io tamburetto, facevo un'orchestra, avanti, bravo, perché misteri fa, mamma? Camionista. Sì, Potti che dirne, potti dirne. Ah, perciò papà non primo cambio, cambio, bello brava, rosso, sì. brava, C'avevo brava. cambio rosso, mamma, c'avevo cambio Mi rosso. pare troppo soddisfatto. Lo cambio io rozzo, no? Certo, certo. Ma poi ti stanno belli questi capelli. È vero? Sì, sì. Così ne esci, pare un tedesco. Proprio, è masco, si vede che è masco. Sì. 100 anni che fa camionista, 100 anni. Ah, 100 anni, Io perché- carina rutta. Ma mischino, non ti preoccupare, poi non lo troveto che ti porto Ma se io. ne facciamo zitto, poi ci abbesse ci pensi tutto. Certo, ma che ci manca, Come capisci? dire, zitto, Troppo, come una dire, bella coppia. Vero? Certo, mio figlio con un camionista. Ora ci riguardo a tutte. Ah, vai, da lì a che siamo. Ma dai, hanno dai. messaggi, insegnanti. Finalmente da trovato un oro. Un oro, un oro. Finalmente da Il trovato oro, io volevo un Non c'era oro. bisogno che vai a Cagliari, non Brava, trovaste brava, brava. Hai visto, Ma che hai bello. visto? Ma che bello, poi magari una sina all'insu, vai. Ma beh. si non giunata, si non dondera, Che fuori. ma non capisci qui è, Erika. Raga. Grazie della panettera. Ma buona te comunastre, pare mascolo preciso. Ma cos'è? Dai, Io c'è da perché la fece bene, perché solo tu puoi risolvere la cosa. Che fu? Che Che fu? bisogna? Suo padre non mole. Ignorante. Suo padre non mole che si mette con la panettera. Come non Sta facendo mole? un budello. Sì. Vuoi Sì. che la lasso? Ma io non la lasso. No, non, come si dice, non mollare, non mollare. Anche lei fa parte del DDT. Ah, magari tu do DDT, non ti preoccupare, che gli altri divini, che ora con tuo va, ci penso io. Hai visto? Te lavoritto io. E allora che regina di gay sono, se non ci penso io sbruddo sta mareggia. Fai male e peggio, fai bene e... Magari i proverbi mi hanno fatto dimenticare, ma che proverbi? Kiddo! Sahid, abbiamo... Kiddo! Sahid, almeno mi può pace che io per parlare con lui devo chiamare a quello in italiano, Kiddo in siciliano. Dopo. Salve. Ciao. Dalla redazione esterna il vostro Marco Chiddo con il collega Chino e alle nostre spalle Marte. Collega Chino, quando si pigliava sto tesserino di giornalista? Una calca di marziani, come potete vedere, affolla i parcheggi della tensostruttura Ma che quando mai? potete ammirare alle mie spalle. Ma quando mai? Dove tra poche ore si svolgerà il concerto di uno dei cantanti più seguiti del genere musicale pop, Cui? Psychedelic Original Progress. Ah. Il noto Bruno Martino. Ah. Cos'hai trovato in lui di tanto? Beh, Niente, chi siamo qua per sentire di cantare? Bruno Martino di Marte, appunto, nome d'arte Bruno Mars. Lo stile che lo caratterizza è un insieme... Per favore. Scusate, ma la folla invade. Ma Lo guarda! stile che lo caratterizza, dicevo, è un insieme di precedenti presenze ai concerti che il soggetto ha seguito con primitivi impianti informatici sin dalla più tenera età, dell'ancora più nota pop star terrestre di Gary in Indiana, Michael Jackson dei Jackson 5. I risultati però non danno ragione alla star che si esibirà stasera, dato che lo definiscono ancora un risultato elettronico mal gestito
appiattito e mancante di quell'appeal musicale fatto con strumenti per lo più acustici e di canzoni nate in ambito familiare, dove tutti i membri della famiglia ne erano partecipi, mamma in cucina compresa. Per favore, sto lavorando. Lasciatelo travagliare, per cortesia, non muttate. Ma a conferma della causa per cui ci battiamo anche noi a favore di Bruno Mars, che si definisce solo un ammiratore e non un erede della star a cui si ispira, se l'operatore adesso è così gentile da seguirmi nell'inquadratura, vediamo appunto di sentire proprio dalla sua bocca come utilizza gli strumenti affinché... Chino, levati di sotto il palcoscenico, che i cristiani taccano l'incontro. Chi è quella? Ma io non mi rannudo, mi stai riducendo, no, qui. Incredibile, signori, come avete potuto sentire, in tutto questo non c'entrano poco gli sviluppi precoci dell'audiometria virtuale che ci ha presentato, ormai preponderante del resto in tutti gli arrangiamenti della scena musicale di Marte. Certo, a questo punto che faremo nostra questa tecnologia, per il momento dal mio collega Chino, da me Marco Chiddu e da Marta è tutto, a voi la linea, grazie. Donna, Chino, donna! Ti ho trovato in posto all'aeroporto, Chino! Certo, fosse la tua aspirazione stare a check-in, però chi sa? Muta, mamma, ora lo passo, non ti preoccupare, mamma. Jonathan è fuori sede. Ah, è fuori sede? Certo, me lo poteva dire prima, perché io per dire ho partorito e manco il regalo a mio figlio che ha fatto. Pronto? Ah, va bene. E manca seggiami puttana. Preparati, c'è il matrimonio oggi. Non ci vai, lo Stato non vuole. Ma come non ci vai? Ci devi andare per forza. Le regole sono regole, non ci vai. Ma tu sei lo sposo. Sono vicino pensionato, se dannaglio me ne vivo, lo sanno. Salve amici, temperature per tutte. Con questa zona rossa, zona arancione, zona gialla, non si sta capendo più niente. Però per fortuna io, visto che sono il cavaliere oscuro, posso riescere quando è che è. Anche se sono triste, perché vista la situazione, la gente ormai è esaurita e non posso fare più buono me, travaglio. Anzi, vi racconto cosa è successo, tanto che fare, una vita. La storia risale a circa 3 settimane. Narriere mi ha mandato un WhatsApp il maresciallo Gordon dicendomi che c'è una rapina a Poissa. Così ci sono andato di corsa con il mio Bat monopattino. Eh sì, oramai, vista la crisi, la Batmobile la uso perché niente, perché non ne manco 5 euro, pa' benzina. Giunto all'ufficio postale, in catena e monopattino non palo, la luce. E non si sa mai fottono, perché non è troppo, squagnato. Mi fiondo di corsa verso l'ingresso facendomi spazio tra la folla, perché si sa, indipendentemente se siamo rossi o siamo gialli, alla posta c'è sempre un manicomio. Solo che c'è stato un contrattempo e non sono riuscito ad arrestare Olato. Vi spiego i dettagli. Un suo vicino pensionato si è piazzato davanti il portone e minacciandomi di scassarmi un solo in testa mi fa: ma come? Io è dalle 4 che sono qui attorno per pigliare la pensione, arriva tu e volesse passare prima di mia. Non potevo contraddirlo perché avevo 86 anni. A quel punto, visto che non c'era verso di convincerlo a farmi entrare e visto che comunque sono un supereroe, ho sfruttato la mia super intelligenza ed ho fatto la cosa più giusta. Mi sono fatto prestare la penna e mi è scrissato in un foglietto appazzato Omoro. Che dovevo fare? Visto che ero lì, ne ho approfittato per pagare la tassa, la monnezza. Ahimè non mi fece viaggio vacante.